a tutti ragazzi, la terra sta tremando ancora in Albania, quindi stamattina un'altra forte scossa c'è stata ragazzi, stavolta di 4,7, quindi diciamo che la terra continua a ballare. Quindi stamattina diciamo alle 9:23 ragazzi una scossa di terremoto di magnitudo 4,7. Quindi continua questa scia di scosse sismiche in atto diciamo, in Albania. Quindi stavolta diciamo che anche un docente di geologia ha detto che giustamente i forti terremoti, come quelli giustamente in Albania, causano delle modifiche all'ambiente naturale, quindi dice è più che normale e si potrebbe avere ancora una scossa, diciamo più o meno abbastanza alta, quindi non possiamo, dice, lasciare i sismi del passato, anche perché questa è una zona molto potente come sisma, quindi dice non possiamo limitarci solo diciamo una cosa banale così. Quindi dice che bisogna fare attenzione perché ancora può darsi che faccia qualche scossa molto forte. Quindi diciamo che oltre diciamo, ai crolli di numerosi edifici, come già lo sapete, sono stati segnalati alcuni fenomeni di liquefazione causate dal sisma, cioè il passaggio di onde sismiche che genera l'aumento della pressione nel terreno, cioè si è alzato un po' il terreno da terra, ragazzi. Quindi poi ci sono state delle parti dove ampi bacini sedimentari sono scesi, quindi sabbiosi, quindi si tratta tutti di fenomeni normali, dicono, di quando ci sono forti terremoti. Cioè in effetti ci stanno, che ne so, acqua che esce dalla sabbia, quindi diciamo che un po' sotto, ragazzi, si è mosso bene bene bene, quindi se ci sono questi smottamenti improvvisi di suolo, tutte queste cose che derivano, diciamo, da quando c'è un forte terremoto. Quindi anche, faccio un esempio, è capace che uno cammina con l'auto e il pavimento oppure il terreno, l'autostrada, come la volete chiamare, scende perché si è fatto tipo come una bolla d'aria sotto e quindi è capace, diciamo, che può scendere, diciamo, tranquillamente sotto. Quindi dicono di fare massima attenzione, quindi non è perché uno vuole fare allarmismo, ma è perché molti edifici, ad esempio, sono collassati perché sorgevano su terreni che appunto si sono un po' sciolti, diciamo così, sciolti a causa del terremoto, quindi massima attenzione perlomeno per chi abita, diciamo, da queste parti. Quindi ci sentiamo alla prossima, ragazzi. Quindi un'altra scossa di terremoto di 4,7 stamattina alle ore 9:26. Quindi sempre profondità 10 km, quindi pochissima. Quindi speriamo che si calmi la situazione qui, perché qua oramai, a parte che ci sono tante scosse in tutto il giorno, che io non dico perché giustamente 2, 2,5, 3, 3, 3, però la sequenza è in atto, ragazzi, non è che si è calmata la situazione, cioè io non posso dire sempre che sta facendo di te, però quando sta una scossa un po' particolare come questa qua, allora faccio il video. Però da quando è iniziato il terremoto di 6,5 fino adesso, ragazzi, le scosse ce ne stanno un sacco tutti i giorni, quindi diciamo che questa scia sismica ancora non si è fermata. Quindi oggi l'ennesima di 4,7, questa tanto scia non è, questo è proprio terremoto vero e proprio. Vabbè, vi auguro buon pranzo, tra poco, tanto è ancora presto, 12:24 e ci sentiamo più tardi, ragazzi. Ciao a tutti.